A presto, ciao! Sono partiti dal ponte di Bassano sferzato dalla pioggia. 7 esperti per testare il primo percorso cicloturistico dell'Asparago Veneto, un'iniziativa voluta dai consorzi di tutela dell'asparago di Bassano, Badoere e Cimadolmo e soprattutto dalle Proloco, da sempre in prima linea per la promozione dei territori e dei loro prodotti. Il percorso è stato studiato in maniera particolare con la collaborazione delle nostre Proloco e una grossa attività è stata fatta dall'UNPRI regionale e dal presidente Follador. Lasciato il Brenta, i 7 collaudatori del percorso, progettato per appassionati ma anche per famiglie, sono stati accolti in Villa Imperiale, prima tappa a Galliera Veneta. Galliera Veneta ha produttori di asparagi, purtroppo non sono all'interno del circuito dei consorzi certificati. Consiglio a tutti quanti di venire a vedere il nostro parco, è gestito dalla Proloco, 6,5 ettari di territorio, tra laghetti, collinette e tutto quanto, certamente da vedere. Dopo il passaggio per Castelfranco, mentre dalla pioggia si passava lentamente ad un caldo sole primaverile, il gruppo è arrivato a Badoere per la tappa intermedia, dove ancora una volta è emersa l'importanza del volontariato nelle Proloco. Valorizzare il prodotto e nello stesso momento anche il territorio. I piatti sono un po' quei tipici, a volte c'è qualche accorgimento in più. Noi siamo 120 persone, però chi ruota abitualmente intorno a questi eventi sono dai 60-70 persone. A seguire il percorso ha toccato Treviso con il passaggio davanti a San Tommaso, una delle porte simbolo della città, per poi, attraversando Carbonera e passando davanti alla storica cartiera di Mignagola, arrivare a Olmi di San Biagio per una nuova sosta ristoratrice. Abbiamo intervisto 2 tappe intermedie per poter dare un po' di sostegno ai nostri 7 volontari ciclisti che si sono prestati per questo percorso e anche per far conoscere soprattutto il prodotto non solo nei capoluoghi. Ultimo ma non meno impegnativo il tratto conclusivo con passaggi suggestivi come davanti al Sacrario di Fagarè per arrivare in piazza Cimadolmo e raccontare le sensazioni a caldo di questo percorso disegnato da professionisti dell'accoglienza cicloturistica per famiglie e appassionati dei pedali. Ma sono circa 100 km all'incirca. Si porta via un impermeabile di sicurezza, qualche pezzo di ricambio, magari anche una barretta energetica, non si sa mai. Soddisfazione per questa unificazione ciclistica tra consorzi da parte del presidente veneto dell'Associazione Nazionale delle Proloco. È bello che questi passi in avanti di mettere assieme lo fanno le Proloco, che sono legate tutte al proprio campanile, però sanno ormai guardare in avanti e quindi mettersi in gioco insieme con tutti gli altri per valorizzare ancora di più i prodotti. Ma soprattutto dal presidente della Proloco di Cimadolmo. Sicuramente fare quest'unione di 3 prodotti marchiati DOP e IGP in un solo giorno da stesse persone penso che sia una cosa grande, cioè dimostriamo che con i prodotti tipici nostri uniamo un territorio.